facendo retromarcia è finita in un fossato senza riuscire a chiamare aiuto ad Albignasego. Tragica fine per una 79enne ritrovata senza vita stamattina, forse a causa del freddo. Infortunio sul lavoro annuale, 59enne scivola dall'impalcatura e batte la testa, trasportato in ospedale a Mestre con l'elisoccorso e le sue condizioni sono gravissime. Vicenza, dopo 2 settimane di indagini, individuato e denunciato il presunto responsabile dell'aggressione a una 36enne a Campomarzo, è un senza dimora originario di Potenza. La mamma del cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela, rompe il silenzio e lancia un appello al governo. Meloni lo riporti a casa come ha fatto con Cecilia Sara. Allarme all'hotel Orso Grigio di Pescul di Selva di Cadore, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per una presunta fuga di gas, struttura evacuata, certamente in corso, forse un difetto ai sensori. Camion usato come ariete per sfondare una vetrina spaccata da 50.000 euro in una ferramenta di Martellago, danni refurtiva per lo stesso importo in un negozio di Ponte di Piazza. Venezia presa d'assalto dai turisti per il carnevale, schierata la polizia locale per far defluire il traffico. Nelle calli la provocazione di Venezia.com, qui come a Roccaraso, appello ai visitatori abbiate buonsenso. Giornata nazionale del gatto, i felini da compagnia celebrati anche in Veneto da Conegliano, le immagini dello speciale legame tra un 65enne e il suo gatto Billy che sta sempre sulla sua spalla. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, come di consueto, vi proponiamo il sondaggio di Ring che tra poco vedrete in sovraimpressione. Chiamate sì per il sì o per il no, i numeri che vedete in sovraimpressione. Parliamo di aggressioni e minacce ai sanitari, episodi sempre più frequenti e quasi quotidiani, per molti un bollettino di guerra, come l'ha definito il governatore Zaia, e c'è chi, come il leghista Giuseppe Paolin, propone l'utilizzo del taser, la pistola a impulsi elettrici nei pronto soccorso. Quindi vi chiediamo, taser nel pronto soccorso, se secondo voi è giusto o meno. Chiamate i numeri che vedete, se sentite il telefono occupato, la vostra chiamata e il vostro voto è stato registrato. L'esito durante la puntata di Ring questa sera con il nostro Nicola Zanetti. E ora passiamo alle notizie, la cronaca in primo piano. Come avete sentito dai titoli, aveva 79 anni la donna trovata senza vita nella sua auto e finita nel fossato mentre tentava di fare retromarcia ad Albignasego. Questa signora viene avanti e poi torna indietro e mi dice: "Ah, ho visto una macchina nel fosso." "Come una macchina nel fosso?" Sì, ho visto una macchina nel fosso. Io non vado avanti perché ho paura con quello che succede il giorno d'oggi. No, vengo io. Sono passati pochi minuti dalle 8 quando il signor Franco corre e scorge nell'auto finita nel fossato una donna. Esanime, la signora Lorenzina Vezzù, 79 anni, residente a Ponte San Nicolò, era all'interno della sua Honda Civic con la quale nel cuore della notte, verso l'una, quando i cani di Franco avevano abbaiato, ha tentato inutilmente di fare retromarcia dopo aver percorso questa strada sterrata a Lion di Albignasego, dove i veicoli non possono transitare. Mi sposto verso il lato e vedo che c'è la porta aperta, quella davanti della macchina, e guardo bene e ho visto la signora che era distesa nell'acqua così e aveva un braccio sotto la ruota. Subito è scattato l'allarme, il corpo dell'anziana senza vita è stato recuperato. Con ogni probabilità la signora si è persa. Ha imboccato questa strada di campagna e, non potendo proseguire per la presenza di questi paletti, ha inutilmente tentato di girare l'auto e tornare indietro. Finita nel fossato, le ruote impantanate, la signora ha provato a uscire dall'abitacolo e ha urlato alla ricerca di aiuto, avvolta dal buio di una notte gelata. Era sotto zero questa notte e penso, perché acqua non è tanta, però è bastata quella lì col freddo, e poi magari lei chiamava aiuto, non c'era nessuno e lì è rimasta poverina. Nel fossato restano 2 scarpe nere da donna. Viveva sola Lorenzina Vezzù a Ponte San Nicolò. Originaria di 2 Carrare, l'anziana aveva delle fragilità note agli uffici comunali ed era anche aiutata dai vicini. Cosa l'abbia spinta a uscire di casa nel cuore della notte e perché sia finita proprio qui cercheranno di stabilirlo le indagini condotte dai carabinieri di Abano Terme. Resta la grande tristezza per una tragedia terribile avvenuta in una buia notte di metà febbraio. Tragico incidente all'alba di domenica sulla direttissima tra Abano e Padova.
Potrebbe aver avuto la cintura di sicurezza stradale slacciata. Mirel Mustea, il 20enne romeno, ennesima vittima della strada. Il segno degli pneumatici sull'asfalto segnano la traiettoria dell'auto verso il campo che costeggia la direttissima che collega Padova ad Abano. Mirel è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e il suo corpo, ormai esanime, è stato ritrovato ad alcuni metri di distanza da dove l'auto ha finito la sua corsa. L'incidente mortale è avvenuto all'alba di domenica in auto con Mirel, altri 5 giovanissimi rimasti feriti, nessuno però in pericolo di vita. Alla guida un 25enne moldavo che ora è indagato per omicidio stradale. Verrà anche sottoposto ad esami tossicologici per capire se stesse guidando sotto l'effetto di alcol o droghe. I rilievi della polizia locale di Padova per ricostruire la dinamica dello schianto. All'origine potrebbe esserci anche l'alta velocità o un colpo di sonno. Mirel Mustea era arrivato in Italia da qualche settimana, viveva a San Giorgio in Bosco da alcuni conoscenti e è arrivato per cercare lavoro come cartongessista. Sabato sera aveva trascorso la serata con gli amici in una discoteca di Via dei Colli a Padova. I genitori rimasti in Romania hanno appreso la terribile notizia. La salma dovrebbe presto ricevere il nulla osta per la restituzione alla famiglia. Una bambina di 10 anni è ricoverata in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza dopo essere stata travolta da un SUV. È in prognosi riservata, ricoverata all'ospedale San Bortolo di Vicenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La bimba di 10 anni travolta da un'auto ieri a Creazzo mentre si trovava sul marciapiedi col papà e col fratellino. I carabinieri di Valdagno intervenuti sul posto stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente accaduto domenica nel primo pomeriggio in via Cesare Battisti. Secondo la ricostruzione, improvvisamente un SUV guidato da un 50enne vicentino uscendo di strada sarebbe finito sul marciapiedi, travolgendo la bambina e colpendo di striscio anche il fratellino che era con lei e che sarebbe rimasto fortunatamente solo lievemente ferito a una mano. Sul posto si sono precipitati i medici e gli infermieri del SUEM 118. Constatata la gravità della situazione, la piccola è stata portata all'ospedale di Vicenza in codice rosso. I carabinieri, raccolte le testimonianze, hanno sottoposto ad alcol test l'automobilista. Dalle notizie che stanno girando sembrerebbe che l'uomo abbia avuto un elevato tasso alcolemico. La Procura di Vicenza ora potrebbe aprire un'inchiesta per far piena chiarezza sul drammatico incidente. Infortunio sul lavoro, Anno Ale, 59enne, trasportato in ospedale a Mestre con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono gravissime. Gravissimo infortunio sul lavoro annuale quando nel pomeriggio il 59enne titolare dell'ex consorzio agrario di Verossi è caduto improvvisamente dal ponteggio presente nel cantiere all'interno dell'azienda, precipitando e battendo rovinosamente la testa a terra dopo un volo di 2,5 metri, massimo 3. Il fatto nel pomeriggio. Tempestiva la macchina dei soccorsi con l'arrivo immediato del SUEM 118 e i vigili del fuoco che sono riusciti a imbragare e posizionare il 59enne nella barella a terra. Dopo averlo recuperato con l'uso del vericello è stato elitrasportato all'ospedale dell'Angelo, dove sta lottando per la vita e dove con tutto il personale sanitario che l'ha preso in cura l'ha raggiunto anche il figlio che lavora in azienda con lui. Sul luogo dell'incidente anche gli uomini dello Spisal. Tra le cause della caduta non si esclude un improvviso malore come pure la perdita di equilibrio per altre ragioni, ora al vaglio degli inquirenti. Sul luogo dell'infortunio anche il sindaco di Noale, Stefano Sorino, che esprime la massima vicinanza e sostegno alla famiglia. A Vicenza, dopo 2 settimane di indagini, individuato e denunciato il presunto responsabile dell'aggressione a una 36enne a Campomarzo lo scorso 3 febbraio. È accusato di lesioni personali e minacce il 28enne originario della provincia di Potenza, ritenuto responsabile dell'aggressione avvenuta in Viale Roma nella notte fra il 3 e il 4 febbraio. La vittima, una donna di 36 anni, era appena uscita dalla stazione ferroviaria e stava andando a prendere una bicicletta del servizio bike sharing. Siamo riusciti dopo attente indagini a risalire all'autore dell'aggressione, grazie anche alle testimonianze di alcuni cittadini che hanno riconosciuto l'aggressore stesso, e di questo dobbiamo appunto rendere grazie molto a queste persone che ci hanno aiutato. Lui le dice di non muoversi, lei risponde di non avere nulla con sé e si allontana verso Piazzale De Gasperi. Inseguita viene prima colpita, poi gettata a terra. Sbatte la testa, subisce un trauma cranico, un'escoriazione al gomito e alcuni ematomi con una prognosi di 8 giorni.
E sappiamo appunto che è un bivaccante, era già stato appunto per così dire tacciato con ordine di allontanamento da parte del questore, e quindi abbiamo comunicato tutto, deferito tutto all'autorità giudiziaria per i provvedimenti conseguenti. L'uomo era inizialmente fuggito verso il Giardino Salvi, facendo perdere le proprie tracce. La sua identità, grazie al racconto dei passanti, era già stata accertata, ma le ricerche fatte quella notte stessa non avevano avuto esito. Una successiva testimonianza ha confermato che si trattava proprio del 28enne lucano, non l'unico caso di bivaccante a Vicenza. La nostra città insomma, è attentamente monitorata dalla polizia locale per quanto riguarda i fenomeni che riguardano il bivacco, che sono fonte anche di allarme sociale nei confronti dei cittadini, ma cerchiamo sempre di tenere sotto controllo la città. Dopo mesi Armanda Colusso, mamma di Alberto Trentini, ha rotto il silenzio facendo un appello al governo tramite la trasmissione di Fabio Fazio perché riporti a casa il 45enne detenuto in Venezuela da novembre. Vorremmo ricevere una telefonata di Alberto. Ho scritto anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da mamma a mamma perché ce lo riporti a casa. Bisogna riportarlo a casa questo ragazzo, così come è stato per la giornalista Cecilia Sala che abbiamo aspettato con tanta trepidazione. È l'appello di Armanda Colusso, mamma di Alberto Trentini, collegata con Fabio Fazio dalla sua casa al Lido di Venezia per raccontare il dramma che ha travolto la famiglia del cooperante 45enne detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Un racconto, quello della donna, durato poco più di 10 minuti e che arriva dopo mesi di silenzio, che la famiglia si è imposta per non rischiare di interferire col lavoro di chi si sta adoperando per cercare di riportare Alberto a casa. Immagini, ha detto ancora la signora Colusso, come sono le nostre notti, ma noi non demordiamo. Non sono le lunghe notti a farci paura, anzi ci permettono idealmente di connetterci con lui, almeno nei pensieri. Ma ora dobbiamo riportare a casa Alberto, ha ripetuto. Infine, prima di andare, ha voluto denunciare come sui social alcune persone si spaccino per suo figlio, postando anche alcune foto e utilizzando quelle di famiglia. Per noi, ha detto, questo è un grande dolore. Si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa di Beverare di San Martino di Vennezze i funerali di Carla Gatto, la mamma di Gino Cecchettin, spentasi all'età di 76 anni venerdì pomeriggio in ospedale a Verona, dove era ricoverata per un grave malore che l'aveva colpita il giorno precedente. Sempre vicina alla famiglia del figlio Gino, Carla Gatto era stata al fianco anche durante il processo a Filippo Turetta, pittrice e scrittrice. Gatto aveva dedicato anche un romanzo alla nipote Giulia Cecchettin. E ancora la cronaca, una spaccata a Martellago alla Ferro Utensil con i banditi che nella notte sono riusciti a fuggire dopo aver messo a segno un colpo da 50.000 euro utilizzando un furgone rubato poco prima. Il Ducato, posizionato sopra 2 rampe di ferro, lasciate poi sul posto per saltare il cordolo del marciapiede utilizzato dai ladri come ariete, lanciandosi a tutta velocità dal parcheggio antistante il negozio e riducendo in frantumi la vetrata blindata antisfondamento. Il colpo messo a segno poco dopo le 4 del mattino è ripreso dalle telecamere dell'attività della famiglia Salin. La banda, composta da 2 persone che hanno agito con il volto travisato dal berretto calato fino agli occhi e dal bavero del giubbotto tirato su fino a coprire una parte del viso. E ancora di spaccate parliamo questa volta nel Trevigiano a Negrisia di Ponte di Piave. Qualcuno ha visto 3 o 4 persone, io non le ho viste, ho visto solo una macchina andare via a forte velocità, una macchina scura di grossa cilindrata. Sono uscito sul terrazzo cercando di farmi vedere in modo tale che potessero andare via, insomma, forse ho ottenuto questo effetto. Altrimenti avrebbero portato via anche più merce. Diciamo che ho urlato e comunque mi sono fatto sentire. L'azione è stata rapida, 7-8 minuti in tutto, ma quei momenti per Antonio Lorenzon sono stati interminabili. Dal terrazzo di casa sua l'imprenditore ha infatti assistito alla spaccata ai danni del proprio negozio. Il piano di sotto, l'expert di Negrisia, da decenni una delle attività più note e frequentate della zona, in pieno centro al paese. A tirare Lorenzon giù dal letto alle 3 di notte sono stati prima
prima degli strani rumori, poi l'impianto di allarme con i delinquenti che hanno sfondato la vetrata d'ingresso, forse con l'auto in retromarcia usata come ariete oppure con un gancio, un copione simile a quello che si è registrato sempre nottetempo in una ferramenta di Martellago. All'interno del locale viene divelta anche una seconda saracinesca, un raid chirurgico. Sapevano esattamente dove andare perché hanno rotto solo le vetrate dove erano contenuti i telefoni di maggior valore, senza toccare altre parti del negozio. Ecco, alla fine quanto hanno portato via? Quanto ammonta il danno? Circa 50.000 euro. iPhone, soprattutto telefoni del valore più elevato. L'allarme interno con i suoi sensori ha funzionato, ma non ci sono immagini. Il vecchio sistema di videosorveglianza non rispondeva più ai requisiti della privacy sui luoghi di lavoro. Stavamo pensando a rimetterle rispettando tutte le normative. Immediato l'intervento dei carabinieri e la relativa denuncia. Probabilmente saranno sentiti dei residenti, a loro volta svegliati nel cuore della notte. Restano i danni e la paura, con Antonio che però ha mantenuto calma e sangue freddo. Lui stesso conferma, tiene un'arma ma non l'ha utilizzata. Se l'avessi usata, l'avrei usata contro dei malfattori che stavano scappando, per cui sarei passato dalla parte del torto. Mi auguro che possano prenderli, purtroppo adesso non sei più tranquillo e speriamo che non succeda più. Allarme rientrato all'hotel Orso Grigio di Pescul di Selva di Cadore, dove stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti per una presunta fuga di gas. Evacuata l'intera struttura. I pompieri di Agordo, affiancati dai distaccamenti volontari di Selva di Cadore e Colle Santa Lucia, non hanno tuttavia riscontrato la presenza di gas nell'aria. Accertamenti ancora in corso, forse si è trattato di un difetto ai sensori. Sull'invasione della prima domenica di Carnevale, alle dichiarazioni di Venezia.com replica l'assessore comunale al turismo Simone Venturini. Primo giorno di Carnevale, quindi è una cosa che si ripete annualmente. È anche da dire che quest'anno il Carnevale arriva con una bella giornata e a febbraio, non come l'anno scorso a gennaio, quindi sono dinamiche normali. Anche per questo abbiamo introdotto questa misura del contributo d'accesso. E purtroppo prendo atto che gli stessi che l'hanno demolito nel scorso anno con manifestazioni, con cartelli, con voti contrari, leggendo i giornali di oggi invece vorrebbe che il contributo d'accesso fosse fatto anche a Carnevale. Quindi delle due l'una: o vogliamo provare a introdurre strumenti per gestire il turismo, o se non li vogliamo non possiamo lamentarci poi dell'effetto sui numeri. Ecco perché nonostante le polemiche si sta già pensando a un'estensione, spiega Venturini. Noi quest'anno raddoppieremo i giorni di contributo d'accesso, raddoppieremo anche la tariffa per chi si prenota in ritardo e non è escluso che nei prossimi anni anche le prossime amministrazioni potranno potenziarlo e introdurlo anche in alcuni periodi come Carnevale. È importante però raccontare come la sicurezza sia veramente il focus e quindi bene il prefetto con le zone rosse, bene le forze dell'ordine che hanno fatto anche numerosi fermi di alcune borseggiatrici, male purtroppo il fatto che una volta prese queste siano di nuovo su strada subito. E mentre si lavora per cercare di regolarizzare il turismo, Venturini spiega come la Giunta vada avanti anche dopo la chiusura dell'inchiesta Palude, con la conferma dell'accusa di corruzione nei confronti del sindaco Brugnaro. Non stiamo difendendo Luigi Brugnaro, stiamo difendendo il principio liberale che caratterizza ogni Stato democratico, che uno non è colpevole solo perché ha ricevuto un avviso di garanzia. Per fortuna il nostro paese prevede che ci sia un'accusa che fa le sue appunto accuse, una difesa e un giudice che ascolta entrambe e poi decide. Questo si chiama contraddittorio. Fino ad oggi abbiamo sentito solo la parte dell'accusa e di una trasmissione televisiva del servizio pubblico che ha puntato il sindaco evidentemente e un po' di opposizione in comune, ma manca tutta la parte della difesa che adesso nel procedimento e nel processo avrà occasione di raccontare le sue ragioni e il giudice deciderà. Quindi il sindaco, non per lui ma per difendere questo principio, deve andare avanti e la giunta va avanti con lui. E sono contrari al ticket d'accesso a Venezia gli appartenenti al gruppo di Venezia.com che provocano qui come a Roccaraso. Sentiamo.
Venezia come Roccaraso dopo il caso dell'influencer che ha fatto prendere d'assalto da turisti mordi e fuggi la cittadina sugli Appennini abruzzesi, incapace per dimensioni e capacità di ospitare migliaia di persone tutte insieme. Venezia.com pubblica il fotomontaggio provocatorio contro le orde di turisti. Dopo quello che abbiamo visto ieri sul ponte di Rialto, mi sembra che la gestione dei flussi sia veramente un disastro e per adesso sia fallimentare. La proposta, sempre bocciata, spiegano da Venezia.com, di limitare il numero di accessi alla città senza mancare di ribadire la contrarietà al ticket d'accesso. E abbiamo sempre detto che Venezia in quei giorni incasinatissimi deve essere bloccato l'accesso alle persone. Lo chiamerei numero massimo, esprime proprio un numero che se viene superato la città si congestiona e stiamo male tutti. Da cittadino sono un po' basito nel vedere che noi in quei giorni siamo bloccati in casa. Non solo una questione di vivibilità della città per i residenti, ma soprattutto di sicurezza. Quelle persone che ieri erano bloccate sul ponte di Rialto sono un potenziale pericolo, perché vi ricordate quello che è successo in Corea qualche anno fa o a Torino dopo una partita della Juventus, mi sembra. Le persone sono anche decedute per dei problemi del genere, perché ci vuole un attimo che un imbecille butta un petardo lì sul ponte di Rialto, la gente scappa e si ammazza. Infine l'appello ai turisti. Un richiamo al buonsenso. Poi il buonsenso da parte di chi deve gestire queste cose, secondo me, è un po' lasciato lì, però va bene, dai, non voglio infierire. E rimaniamo a Venezia perché questa mattina un carabiniere è caduto in acqua davanti a San Marco da un'imbarcazione di servizio. All'altezza dell'imbarcadero della linea 5.1 il militare è scivolato in acqua mentre spostava i parabordi da una barca. È stato aiutato dai colleghi e dal personale di un vaporetto ACTV che gli ha lanciato un salvagente. E ora a Padova sono stati momenti di tensione ieri sera intorno alle 19:30 in stazione, dove un gruppo di ragazzini ha preso di mira un gruppo di ultras del calcio Padova di rientro da Vicenza, dove si era appena svolto il derby. Il gruppo di giovanissimi nordafricani ha iniziato a tirare dei piccoli sassi provocando la reazione dei biancoscudati. Nel mezzo sono finiti anche 3 passanti colpiti accidentalmente dal lancio dei sassi. La tensione è stata sedata dalle forze dell'ordine che erano in stazione per sorvegliare appunto il rientro dei tifosi nell'ambito dei controlli disposti dalla nuova zona rossa. E oggi è anche la giornata nazionale del gatto, la storia di Onorato Tocchet a Conegliano e del suo fedele amico a 4 zampe Billy che lo accompagna ovunque sulle sue spalle. Di Onorato e Billy è stato amore a prima vista, un piccolo gattino di 4 mesi incontrato nel bosco insieme ad altri trovatelli, la strada verso casa e poi il ritorno tra gli alberi dove l'incontro con il piccolo amico a 4 zampe è diventato un per sempre. Ho guardato insieme alla collina, ho dato una fischiata e il primo nome che mi è venuto in mente è stato Billy. Ha dribblato tutte queste persone, ha girato attorno alle mie gambe, è salito in macchina e lì è iniziato l'amore con Billy. 4 anni di amore e di complicità al guinzaglio, libero per i prati ma soprattutto in spalla. Billy da quel giorno non ha mai abbandonato il suo padrone. Billy è sempre in spalla con me, andiamo in bicicletta, in macchina, dappertutto, andiamo per i negozi, lui è sempre presente, andiamo anche in banca e lui ha la sua sedia. Sì, voglio dire, è un gatto speciale. Nel bosco lui mi porta fuori, se c'è un pericolo lui mi avverte, si ferma, mi guarda e io capisco cos'è. A Conegliano, Onorato, 65 anni, e Billy, 4, sono molto conosciuti e seguiti anche sui social, dove l'innamorato pensionato pubblica il racconto delle giornate passate insieme al suo fedele amico. La particolarità che suscita dolcezza e curiosità è proprio il modo in cui Billy accompagna il padrone, standogli sempre in spalla. Lei immagina la sua vita senza questo gatto ormai, no? No, io penso proprio di no, anzi mi manca, io quando vado mi commuovo un po'. Io quando vado in giro e torno a casa, io sento la mancanza
di Billy quando sono in giro. Ed è tutto dunque per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.